presentato le liste di candidati per le elezioni di settembre. A Venezia fanno discutere le esclusioni dei due parlamentari uscenti, Andrea Ferrazzi al Senato e Nicola Pellicani alla Camera. Vigonovo sconvolta dalla tragedia del papà che ha investito la figlioletta per errore mentre faceva la retromarcia nel cortile di casa Tombelle di Vigonovo, ora indagato per omicidio colposo. A Venezia la Giunta regionale ha approvato il bilancio 2023 del Veneto, ammonta a quasi 17 miliardi di euro, di cui 9 andranno alla sanità. Dagli spacciatori ai borseggiatori il PD punta il dito sulla diminuzione di sicurezza. A Venezia e Mestre Monica Sambo chiede al Comune meno slogan e più azioni concrete come il ripristino dei vigili di quartiere. Nuova ondata di caldo, la Protezione Civile del Veneto dichiara lo stato di allarme climatico per disagio fisico da domani al 18 agosto per la zona costiera del Veneto. Ferragosto da tutto esaurito nei campeggi e villaggi turistici di Cavallino Treporti, il trend è uguale alla stagione 2019, ma se da un lato c'è la soddisfazione per le presenze, dall'altro preoccupa il caro energia. 4 anni dopo la tempesta Vaia che ne aveva precluso l'accesso, ripristinato a Cenceniga Gordino il percorso che porta all'oasi di Papa Luciani. Buonasera e ben ritrovati dalla redazione di Venezia. Dunque questi titoli di oggi lo avete sentito, il Partito Democratico ha presentato le liste di candidati per le elezioni di settembre. A Venezia fanno discutere le esclusioni dei due parlamentari uscenti, Andrea Ferrazzi al Senato e Nicola Pellicani alla Camera. La composizione delle liste è sempre il frutto di tante cose, il cui esito non sempre fa giustizia di quelle che sono le aspettative di tutti. Mi auguro, come è avvenuto anche nel passato, si comprenda questa situazione e che poi tutti quanti insieme possiamo lavorare al meglio. Non è facile comporre le liste elettorali. Il segretario del Partito Democratico Veneto, Andrea Martella, lo ripete spesso, cosciente del caso aperto a Venezia per l'esclusione dei due parlamentari uscenti Andrea Ferrazzi e Nicola Pellicani. Nel collegio Belluno Treviso-Venezia, al Senato, accanto al segretario regionale del partito, ci saranno l'ex sindaco di Macerata Anna Sozza, Matteo Cappelletto, sindaco di San Biagio di Callalta e Vania Malacarne. Al proporzionale della Camera, Rachele Scarpa, Piero Fassino, Maria Teresa Menotto e Roger Domenech. Ferrazzi e Pellicani hanno affidato ai social network l'amarezza per l'esclusione. Mi aspettavo un esito diverso e sono sinceramente amareggiato, ha scritto Ferrazzi. Mi resta la certezza di aver dato tutto quello che potevo e di aver svolto il mio compito con quella disciplina e onore richiesta dalla Costituzione. Bisogna sempre tenere presente tanti criteri. E bisogna tenere presente un criterio territoriale, anche visto che si tratta di liste nazionali, un equilibrio di messaggi politici che si intendono dare. E in Veneto con questa candidatura abbiamo voluto dare questo messaggio, un messaggio di apertura, un messaggio che guarda alle nuove generazioni. Martella sottolinea l'importanza della candidatura della giovanissima Rachele Scarpa, 25enne trevigiana, capolista al proporzionale, già forte di 4.700 preferenze alle ultime regionali. Dopo di lei alla Camera c'è Piero Fassino e fuori rimane Nicola Pellicani. Il partito ha fatto scelte che non condivido, ha scritto Pellicani, dimostrando scarsissima attenzione per il territorio. Ci sarà modo e tempo per discutere del futuro di Venezia e del partito. Intanto lavoriamo per vincere le prossime elezioni. Qualche giorno fa il Partito Democratico veneziano, con riferimento all'ipotesi di una candidatura dell'ex ministro ai rapporti col Parlamento ed ex esponente del Movimento 5 Stelle Federico D'Incà, si era mosso attraverso la segretaria comunale Monica Sambo e il segretario metropolitano Matteo Bellomo, chiedendo che la direzione nazionale desse un segnale forte, accogliendo le proposte emerse dal territorio, escludendo candidature paracadutate dall'alto. Siamo alla cronaca. Ha investito la figlioletta per errore mentre faceva retromarcia nel cortile di casa Tombelle di Vigonovo, morta sul colpo. Ora il papà è indagato per omicidio colposo, la comunità non se ne capacita. È bastato un attimo ed è stata subito tragedia sul cortile della palazzina a 2 piani di via Carlo Magno a Tombelle, una piccola frazione di Vigonovo. A perdere la vita la piccola Chiara Battaggin, di 1 anno e 8 mesi, investita per errore dall'auto del papà durante una manovra di retromarcia la mattina di Ferragosto. Da ieri la residenza è l'immagine del dolore, l'emblema di una fatalità allucinante testimoniata da alcuni vicini che hanno visto e
sentito le urla strazianti di mamma Anna. Intanto la bambina era dentro con la mamma e tutto, è sfuggita fuori per andare dal papà perché il papà stava andando a fare le sue spese, i suoi giri, vuole andare dal papà. Un attimo, secondo che la bambina è uscita, il papà faceva retromarcia, basta, destino. La famiglia Battagin si è chiusa nel dolore e ha lasciato l'abitazione insieme agli altri 2 figli già da lunedì, trasferendosi temporaneamente da uno zio. Il papà Mauro, tuttora in stato di shock, è indagato per omicidio colposo. I carabinieri di Vigonovo e della compagnia di Chioggia hanno posto sotto sequestro la vettura dell'uomo e hanno avviato gli accertamenti per ricostruire la dinamica dell'incidente, di cui pare non ci siano dubbi se sia trattato di una tragica fatalità. Lui si meritava una roba così, cioè una cosa del genere, perché sono distrutti, basta, è meglio, guarda, io ho sentito urlare. Ha sentito urlare quindi? Hanno detto la bambina è morta, basta. Ma chi l'ha detto che la bambina è morta? Il medico. Io arrivavo che ero andata a fare un giro in bicicletta ed era appena successo, quindi c'era il SUEM, i carabinieri e la mamma che urlava dalla disperazione. Una disgrazia, un errore che non doveva succedere, ma che avvengono ste cose. Disperazione proprio. Il comune di Vigonovo ha deciso di dare una mano concreta alla famiglia Battagin, pur mantenendo il massimo rispetto della tragedia, di cui rimane impossibile dare una spiegazione. Noi ci siamo attivati anche stamattina, siamo coi telefoni proprio per fornire alla famiglia tutti gli strumenti per superare questa difficoltà, quindi soprattutto dal punto di vista sanitario, e quindi questo stiamo facendo. Grave incidente questa mattina sulla statale che da Spresiano porta a Conegliano in provincia di Treviso, feriti 2 ciclisti residenti a Mestre, uno è stato alitrasportato al Cafoncello. Una gita in sella alle 2 ruote ha rischiato di trasformarsi in tragedia. 2 ciclisti mestrini sono rimasti feriti a causa di un incidente avvenuto sulla Pontebana. Sembra, anche se la dinamica è ancora al vaglio dei carabinieri, che l'auto che proveniva nello stesso senso di marcia dei ciclisti in fase di sorpasso abbia urtato una delle 2 bici che è finita contro l'altra. Il sinistro è avvenuto lungo la statale 13 in località Busco, strada che da Spresiano va verso Conegliano. Alla guida di una Golf una donna che si è subito fermata per prestare i primi soccorsi. Un ciclista è stato trasportato con l'elicottero del SUEM 118 all'ospedale di Treviso, l'altro in ambulanza al nosocomio cittadino. Entrambi non sarebbero in pericolo di vita. Sul posto sono intervenuti soccorsi di carabinieri di Spresiano per i rilievi di legge. La strada è rimasta chiusa per circa un'ora per permettere il soccorso ai 2 feriti. A Venezia la Giunta regionale ha approvato il bilancio 2023 del Veneto, ammonta a quasi 17 miliardi di euro, di cui 9 andranno alla sanità. Il passaggio in Consiglio è previsto per ottobre. Uno dei primi dossier che il nuovo governo dovrà affrontare è il buco che si è aperto nei conti delle regioni per fronteggiare l'emergenza Covid. Un disavanzo per le spese sanitarie che a Palazzo Balbi stimano in oltre 1,5 miliardi. Il presidente Zaia lo dice in fase di presentazione del bilancio 2023, che ammonta a quasi 17 miliardi di euro, approvato in giunta, il cui passaggio in Consiglio è previsto per ottobre. Un bilancio che, nonostante le difficoltà che ogni anno vede aggravarsi di una serie di costi, quest'anno più personale, circa 10 milioni di euro in più di adeguamenti contrattuali, maggiori costi legati anche a quelli che sono legati all'energia, piuttosto che l'indebitamento della regione che ci costa ulteriori 10 milioni, ma che vede la capacità di analizzare bene il bilancio e di continuare a investire e a garantire i servizi che abbiamo fatto nel corso degli ultimi anni. Nel 13° bilancio regionale senza tassazione è stato tagliato il 15% delle spese rispetto all'anno precedente. Del totale di 17 miliardi di euro, più di 9 miliardi saranno destinati al comparto delle spese sanitarie. Rimarrà una marginalità di circa 67 milioni di euro. Continuiamo ad investire con i fondi comunitari, quindi garantendo più di 60 milioni di euro nella coprogettazione in Europa, e continuiamo ad investire anche nel dissesto idrogeologico. Una regione fragile come la nostra deve avere la capacità ogni anno di garantire cifre importanti. Così continuiamo ad investire nella scuola, nella formazione, ancora 26 milioni, nelle scuole paritarie 31 milioni. Nello specifico, al rischio idrogeologico andranno 16 milioni e mezzo. 60 milioni sono invece destinati al cofinanziamento di fondi comunitari. Tra le priorità anche cultura, Olimpiadi e Paralimpiadi.
Dagli spacciatori ai borseggiatori, il Partito Democratico punta il dito sulla diminuzione di sicurezza a Venezia e Mestre. Secondo Monica Sambo, in comune si dovrebbero usare meno slogan e più azioni concrete come il ripristino dei vigili di quartiere. Pensiamo agli accoltellamenti o allo spaccio che proprio imperversa anche nella città d'acqua, cosa che veramente non si vedeva da decenni nella città di Venezia. Borseggiatori a Venezia, spacciatori a Mestre e viceversa. In comune, dai banchi dell'opposizione, il Partito Democratico punta il dito contro una gestione della sicurezza che viene definita fallimentare in laguna come nell'entroterra. Al di là dei proclami di Caffarsetti, affonda Monica Sambo, la situazione per i cittadini è peggiorata ovunque. Ed è ora che si smetta con gli slogan e che invece si adottino azioni che sono molteplici e devono essere molteplici. Sicuramente anche più forze dell'ordine, pensiamo ai presidi territoriali e quindi vigili di quartiere che noi chiediamo ormai da 7 anni di ripristinare, che esistevano e che presidiavano la nostra città, ma dall'altro anche politiche sociali che sono assolutamente importanti, quelle urbanistiche altrettanto importanti, ma anche ovviamente un rapporto col commercio e col territorio che ha bisogno di uno sviluppo diverso rispetto a quello che attualmente vediamo. Le risposte che stanno arrivando finora dal Comune per il Partito Democratico sono insufficienti, a partire dalla rimozione per ragioni di decoro delle panchine in piazza Zorzetto e in via Poerio a Mestre, diventate luogo d'incontro di balordi e sbandati. Non è certamente il modo di risolvere i problemi quello di togliere panchine, o addirittura si è parlato della fontana presente a Mestre, una scelta assolutamente inqualificabile e che di fatto manifesta l'incapacità di questa amministrazione in questi ultimi 7 anni. Vediamo come le situazioni di insicurezza, di malavita, di spaccio e purtroppo anche di situazioni pesanti, anche legate alla tossicodipendenza, stiano aumentando in modo esponenziale. Le situazioni sono assolutamente ridicole, quelle adottate dall'amministrazione comunale e dalla giunta. Anche l'idea di spostare la fontana a Mestre è stata un'idea per fortuna anche rigettata anche dalla stessa popolazione, perché è un qualcosa di inimmaginabile e incomprensibile. A seguito dei controlli effettuati nella scorsa settimana nelle stazioni di Padova e di Venezia a Mestre, attraverso l'operazione promossa su scala nazionale dal Servizio Polizia Ferroviaria, sono state emanate 2 sanzioni per violazione del regolamento di Polizia Ferroviaria per inottemperanza alla misura di allontanamento ai sensi della normativa in materia di DASPO urbano. 65 gli agenti Polfer impegnati nei 18 scali ferroviari regionali, dove i controlli sono stati estesi anche ai bagagli depositati, ai 62 bagagli al seguito di viaggiatori, 360 le persone controllate in totale. I controlli sono stati effettuati con l'ausilio delle unità cinofile antidroga e antiesplosivo. E nuova ondata di caldo. La Protezione Civile del Veneto, sulla base delle condizioni meteo previste, ha dichiarato lo stato di allarme climatico per disagio fisico da domani al 18 agosto per la zona costiera del Veneto. Ed ora parliamo di Ferragosto, da tutto esaurito nei campeggi e villaggi turistici di Cavallino Treporto. Il trend eguaglia la stagione 2019, ma se da un lato c'è la soddisfazione per le presenze, dall'altro preoccupa il caro energia. Questa stagione è sicuramente ricca di soddisfazioni, è partita alla grande a partire da appunto giugno con l'arrivo degli ospiti di Pentecoste e sta continuando a gonfie vele. In questo momento le strutture, i campeggi, i villaggi di Cavallino Treporti contano il tutto esaurito. Diciamo che sia nel 2020 che nel 2021 la seconda metà della stagione era andata comunque bene. Questa stagione rispetto alle altre 2 presenta una continuità dall'inizio, quindi sicuramente c'è stato un balzo di presenze, di flussi che andrà ad eguagliare, se non a superare, la stagione 2019. I dati previsionali ci danno un buon afflusso fino alla metà di settembre, fino sicuramente all'inizio delle scuole, se non anche dopo. Infatti molte strutture di Cavallino terranno aperto anche fino ad ottobre e alcune anche oltre.
un territorio che anche si sta rinnovando, sta presentando grandi attrazioni come la nuova pista ciclabile sul Pordelio, e quindi sicuramente c'è una forte sinergia tra mondo della ricettività e territorio, cioè uno non può fare a meno dell'altro, questo è sicuramente vero. Certo non sono tutte rose, qualche nuvola all'orizzonte c'è ed è sicuramente legata alla questione energia e materie prime. La voce dei consumi, quindi gas e luce, per quest'anno peserà notevolmente nei bilanci delle aziende, che quest'anno di fatto dovranno assorbire il colpo, sperando che nel proseguo si tranquillizzi la situazione internazionale e ci permetta appunto di ridurre questi costi che sono quasi a livelli insostenibili. E continuiamo a parlare di turismo. Nella settimana dall'8 al 14 di agosto il Marco Polo ha gestito oltre 249.000 passeggeri, che corrispondono all'84% del volume gestito nello stesso periodo del 2019. I voli complessivi tra arrivi e partenze sono stati 1.724, di cui solo l'1% è stato cancellato. Anche i tempi di riconsegna dei bagagli hanno avuto un andamento migliorativo. La media è stata di 19 minuti per la consegna del primo bagaglio. Il volume di bagagli spediti in ritardo da altri scali o erroneamente inviati al Marco Polo è stato pari a 1.103 colli, in aumento rispetto ai 927 accolti nella settimana precedente. L'oasi Papa Luciani è rimasto inaccessibile ai fedeli in quanto la tempesta Vaia del 2018 aveva distrutto il sentiero che porta al luogo sacro. Ora i fedeli possono tornare, la strada è stata ripristinata. La ripartenza dell'oasi Papa Luciani, che era stata ferma dal 2018, colpa del Vaia che è passato e ci ha portato via il sentiero e non abbiamo potuto più salire a Ghiselle. È stato ripristinato il sentiero che porta all'oasi Papa Luciani di Ghiselle a Cenceniga Gordino, in provincia di Belluno, distrutto dalla tempesta Vaia del 2018. L'oasi, nata nel 1978 grazie a Don Ettore Fornezza, per 9 anni segretario particolare del patriarca di Venezia Albino Luciani, da sempre è stata meta e rifugio di tanti fedeli e parrocchiani veneziani che ancora oggi amano e pregano Giovanni Paolo I. Finalmente ritorna ad essere accessibile grazie ai fondi stanziati dalla Regione Veneto e dal Comune di Venezia. L'oasi Papa Luciani ha un grande progetto, quello di assicurare ai giovani, i nostri intanto giovani veneziani, di tutte le parrocchie dove io ho fatto il parroco, di ritornare a Ghiselle e continuare questa esperienza, prima di tutto di amicizia, poi anche di vita cristiana, e soprattutto di essere uniti nel realizzare le cose che noi dobbiamo realizzare qui. Presto sarà attivo anche il nuovo impianto di pannelli fotovoltaici che daranno a Ghiselle energia pulita e consentiranno di dare luce ed elettricità a tutta l'oasi. Il weekend appena trascorso è tornato dunque l'appuntamento con la festa di Ghiselle, un'occasione non solo per percorrere il nuovo sentiero, ma anche per ammirare la statua di Papa Luciani. E vorrei ringraziare tutte le persone che ci hanno aiutato, ci hanno dato anche la possibilità economica di continuare a realizzare le opere, e sicuramente ancora ci aiuteranno per definire proprio la zona, che diventi proprio un centro di accoglienza soprattutto per i giovani. E da Venezia è davvero tutto, vi lascio alle previsioni del tempo. Grazie per averci seguito e arrivederci. Benvenuti al Meteo. Previsioni per mercoledì 17 agosto. Sul Veneto cielo in prevalenza sereno con alternanza di nuvole sulle province occidentali. In serata possibili locali piovaschi nelle zone montane. Temperature in leggero aumento. Minime comprese tra i 17 e i 22 gradi, massime sui 33-34 gradi. Sul Friuli Venezia Giulia cielo sereno o poco nuvoloso. Dal pomeriggio probabile aumento della nuvolosità. Temperature minime tra i 19 e i 22 gradi, massime sui 31-32 gradi.
Sul Trentino Alto Adige il tempo sarà generalmente soleggiato con possibili velature in transito. Verso sera la nuvolosità sarà in aumento a partire da ovest. Temperature minime tra i 18 e i 19 gradi, massime sui 32-33 gradi. Dal meteo di Antenna 3 è tutto, arrivederci.